Il progetto prevede la realizzazione di una serie di edifici dove sono stati accolti pienamente gli indirizzi anche con il regolamento edilizio approvato da questa amministrazione a dicembre di un anno fa, proprio tenendo presenti i valori anche ambientali di mitigazione ambientale, quindi fabbricati non energivori, fabbricati che rispettano tutti gli standard qualitativi e tecnici di nuova costruzione, quindi fortemente attenti anche all'aspetto ambientale e all'emissione del CO2. 4 ettari nel cuore di Mestre con un progetto volto alla riqualificazione dopo che il gruppo Alissi ha aggiudicato l'area ex Umberto I, area che si inserisce in prossimità del fiume Marzenego, filo conduttore di tutto l'intervento. È un intervento che è già stato convenzionato dal punto di vista urbanistico, quindi il progetto si deve vedere nel suo insieme. L'investimento negli edifici privati, ma anche la riconsegna, secondo la convenzione, di quegli edifici alla città. Ecco, tutto questo progetto deve essere visto in un'unica visione. Al momento opportuno saranno presi i provvedimenti e resa edotta alla città di quello che sarà la miglior scelta, la miglior decisione da attuare e da portare avanti, così i cittadini saranno parte attiva anche della visione fin dall'inizio. Questo è lo stato dell'arte del progetto, presentato a settembre. Abbiamo fatto un'importante attività di messa in sicurezza dei padiglioni. La situazione era drammatica in quanto i tetti erano collabenti, all'interno si erano stratificate materiali provenienti anche dalle intrusioni dell'esterno e quindi è stata fatta tutta un'operazione di sanificazione e di pulizia molto approfondita e adesso i padiglioni sono finalmente visitabili. E si guarda ai prossimi step. Stiamo procedendo a un rilievo storico-critico delle superfici, per cui appunto è possibile entrarvi finalmente, e quindi stiamo approfondendo tutta la parte progettuale sulle funzioni e sulle funzionalità che potranno avere queste strutture.